che ci fossero dei bombardamenti proprio dove sono io e quindi si sentivano questi droni, si sentivano queste bombe che cadevano, tra l'altro non molto lontano dove risiedevo io nel mio albergo. L'imprenditore orafo bassanese Giancarlo Carollo, con una quarantennale esperienza internazionale, ha lasciato precipitosamente il Bahrain poche ore prima che Donald Trump annunciasse la sospensione dei bombardamenti contro l'Iran. Dopo un incontro al massimo livello con imprenditori e ricchi clienti del Bahrain, il 74enne uomo d'affari bassanese che si trovava nel Golfo da un paio di settimane per lavoro, dopo una notte di bombardamenti, constatando che la tensione militare era di nuovo esplosa ai massimi livelli, ha deciso di partire. Una scelta dettata dalla prudenza, maturata mentre lo spazio aereo e gli equilibri dell'area restavano appesi all'evoluzione della crisi e delle decisioni dell'imprevedibile presidente Trump. Quinta flotta americana e tutte queste bombe erano destinate prevalentemente a loro, anche se sono state colpite delle aree che proprio non c'entrava niente con loro. Tra l'altro c'è stato un hotel che è stato colpito, c'è stata una grande azienda di distribuzione importantissima, non faccio nomi per non fare pubblicità, che è stata praticamente rasa al suolo e quindi meno male che poi il giorno venerdì scorso non sono partito e alle 3 di notte ero tranquillo, pacifico, arriva un segnale forte sul telefonino, arriva a tutti, anche io ho un telefonino italiano, sentivo questo suono, quindi cosa faccio io? Dove vado? Dove vai? Un bunker dove?